Monteberico, piazzale della Vittoria. Non c'è pace per la storica balaustra in pietra di Vicenza che cinge il balcone più prestigioso che si affaccia dall'alto sulla città. Per la terza volta in un anno questo manufatto artistico è stato rovinosamente vandalizzato. È accaduto nella notte, un'auto sfuggita al controllo ha impattato sulla barriera che ha trattenuto la vettura, ma ha divelto 6 colonnine che sono precipitate nel vuoto. L'ennesimo affronto che indigna cittadini e turisti. Una vergogna, guardi. Non so, la gente non sa cosa, i soldi che spendiamo per sistemare queste cose. Io, pur non essendo vicentina, venendo qua come turista, credo che questo posto sia un simbolo di Vicenza, un punto molto importante, e mi dispiace semplicemente che venga rovinato da certa gente che sembra avere nient'altro da fare. A Monteberico, insomma, non è proprio ecco. esatto, quindi è il doppio più grave, diciamo così, perché è proprio un disastro. No, bisogna far vedere che è una cosa che non si deve fare, perché di gente, di vandali ce n'è all'infinito qua e dappertutto. Non è giusto che appunto, un patrimonio del genere venga rovinato, quindi sicuramente una pena è da far vedere per tutti quanti e per far capire che non si deve fare una cosa del genere, che deve essere punita giustamente. Spero che verranno presi, perché non mi pare giusto che rimanga impunita questa azione, soprattutto perché la mia paura è che poi continuino nel tempo. Sì, pene esemplari. Se restano ancora ignoti i responsabili dei 2 primi atti vandalici, sono stati individuati gli autori del danneggiamento di questa notte. Alla guida della vettura una Volkswagen Golf una ragazza ventenne di Treviso senza patente che ha ammesso le sue responsabilità agli agenti di polizia locale subito intervenuti verso mezzanotte su segnalazione di un testimone. Avrebbe avviato la vettura girando le chiavi sul cruscotto lasciate dal proprietario, non riuscendo però a controllare la partenza del veicolo. Ora dovrà pagare un'ammenda di oltre 5.000 euro per guida senza patente e danneggiamento, e dovrà inoltre farsi carico dei costi del restauro. Quasi 400 euro di multa anche per il proprietario della Golf, un 32enne sanzionato per l'incauto affidamento del mezzo. Meno male che li hanno presi, questo è un bel fatto, diciamo, basta. Pagheranno, devono pagare. Spero, spero, perché io qui so che in Italia non paga più nessuno ormai. Meriterebbero pene esemplari? Direi di sì.